buonasera a tutte e a tutti, amici e amiche di Mestre Mia. Un altro appuntamento, questa breve serie ha affrontato il tema della lingua, il tema della scuola. La prossima settimana, vi ricordo, sarà di giovedì, avremo anche una dirigente scolastica che parlerà della sua esperienza, ma siamo qui questa sera con Roberta Facchini e con Maria Marchegiani, che sono due insegnanti, e quello che vogliamo capire, dialogare, discutere stasera è come sono cambiate le scuole di Mestre, in particolare di Mestre, con l'impatto dell'immigrazione, ma non con discorsi teorici, ma attraverso la vostra diretta esperienza. Maria ha lavorato per molti anni alla scuola media, adesso ce lo racconterà, sì. E adesso è in pensione, ma ha memoria molto precisa delle cose che ha fatto, è stata membra anche, ed è ancora credo, dell'MCE, sì. Quindi ha lavorato anche sulla pedagogia. E Roberta invece è un'insegnante di scuola dell'infanzia, ma molto interessata ai temi anche dell'immigrazione, ha collaborato anche alla Festa dei Popoli, cerca di essere sempre abbastanza dentro anche da un punto di vista esterno alla scuola, insomma, ecco. Cominciamo con loro, comincerei da Maria e le chiederei appunto la tua esperienza di insegnante in scuola media rispetto a questo tema. Allora, io da alcuni anni, appunto, come diceva Gianfranco, sono fuori dalla scuola, però ho avuto l'opportunità di vivere il fenomeno degli arrivi dei nuovi alunni nella nostra scuola a partire dalla fine degli anni 90, primi anni del 2000, quando gli arrivi erano continui, numericamente molto notevoli e da diverse parti del mondo. E il fenomeno, la parola fenomeno già è troppo, no? L'aspetto che si verificava era che i nuovi arrivi non li avevamo soltanto a settembre, quindi al momento della formazione delle classi, ma durante tutto l'anno, quindi le classi cambiavano di numero e di composizione in continuazione. E erano bambini e bambine, nel mio caso di scuola media, quindi dagli 11 ai 14 anni, che portavano tanti bisogni, e a questi bisogni dovevamo cercare di dare una risposta. Tra noi insegnanti circolava il motto, che era il tormentone, no? Dobbiamo trovare spazio. Prima di tutto uno spazio fisico, bisognava a questi nuovi ragazzi che arrivavano a gennaio, a febbraio, a marzo, in continuazione, trovare un'aula che potesse accoglierli, perché nel frattempo si erano anche affollati. Preparare un banco, una sedia, in modo che appena il ragazzino o la ragazzina arrivavano già ci fosse il suo posto, in modo che si sentissero in qualche maniera aspettati, attesi, c'era il nome. Però ci rendevamo conto che la normativa era ancora molto carente, perché era nuovo il fenomeno a Venezia, ma in varie parti d'Italia, quindi avevamo anche bisogno di spazi normativi, e all'interno delle scuole nascevano le commissioni accoglienza, la figura del referente all'accoglienza. Cominciavamo a preparare i primi protocolli con una serie di norme da seguire, in modo da trovare la soluzione più idonea nei vari casi. E poi soprattutto c'era bisogno di nuove relazioni, soprattutto con il comune. A quel tempo, Maria guarda me perché lavorava. A quel tempo Gianfranco lavorava nel comune di Venezia, all'ufficio stranieri, no? Più o meno. E che, devo dire, in quegli anni il Comune di Venezia si è comportato in maniera eccezionale con la scuola, perché venivano nelle scuole i mediatori linguistici, i facilitatori linguistici che accompagnavano i bambini nei primi passi, i primi giorni, ma anche il mediatore culturale che spiegava a tutta la classe il paese di origine del nuovo bambina, ragazzino che arrivavano. E quindi il paese diventava un paese vicino, anche se era un paese come, non so, il Kosovo, Macedonia, quando mai l'avevamo sentiti, no? Ma soprattutto però il lavoro dovevamo farlo dentro di noi, lo spazio dovevamo trovarlo nella nostra mente,
perché già ci sentivamo molto affollati da compiti da correggere, lezioni da preparare, i 20-25 alunni che già avevamo, i genitori, e quindi dove trovare uno spazio per accogliere mentalmente i nuovi ragazzi. E se questo spazio non lo trovavamo, il rischio era che cadavamo nello stereotipo, per cui il nuovo arrivato non era Sunil, Selatin o chi so, ma era il bambino straniero. Però noi da tanti anni lavoravamo, ma non avevamo mai avuto il bambino italiano, avevamo avuto Francesco, Filippo, Carla e così via. Quindi fare uno sforzo proprio per vedere quel bambino e vedere o bambina, e vedere quali bisogni ci portavano, che poi a guardarli bene, di che avevano bisogno, di essere visti, di essere guardati, di essere ascoltati, di imparare prima l'italiano e poi tutto il resto, e poi di avere una relazione significativa con i coetanei, le stesse cose di cui avevano bisogno i bambini nostri, tutti i bambini. Un attimo solo, sì. Maria, poi so che hai altre cose sì. da raccontarci, e sentirei Roberta. Intanto aggiungo questa cosa che anche adesso devo dire il Comune di Venezia mette a disposizione questi strumenti, magari diversi rispetto a una volta, ed è stato cruciale, e lo dico, è stato cruciale occuparsi delle scuole. Sì. È stato cruciale perché le scuole dall'infanzia, perfino dai nidi fino alle scuole superiori, sono un contesto misto, un contesto in cui si impara insieme, sì. Un contesto in cui ci si conosce. E chiedendo a Roberta la tua esperienza, tra l'altro sia Maria che Roberta non sono native di qua e quindi hanno anche loro vissuto l'esperienza del radicarsi in questa città, no? Allora Roberta, tu dal punto di vista della scuola d'infanzia, come hai visto questo fenomeno? Tu lavori ancora, tra l'altro, no? Sì, io lavoro ancora. Beh, più o meno le cose sono come ha detto lei, ci siamo trovate improvvisamente ad avere questi arrivi che arrivavano sempre, ecco. Quindi questo, diciamo, come tutte le nuove situazioni, abbiamo dovuto cambiare e mi piace molto quello che ha detto Maria, trovare un posto per loro, per raccoglierli, e trovare un posto anche dentro di noi. Allora io come insegnante di scuola dell'infanzia dico che per noi è più semplice, nel senso che noi abbiamo meno il problema della lingua, anche se da noi arrivano i bambini che non parlano, si inseriscono subito nel gruppo dei coetanei e iniziano molto brevemente, di solito, diciamo, va da sé che imparano la lingua praticamente, e soprattutto la nostra forza è che da noi giocano, e quindi attraverso il gioco, questa interazione attiva, che non è come essere seduti in un banco di scuola, questa interazione attiva veramente li stimola tanto e li aiuta a inserirsi abbastanza in fretta, diciamo. Noi i cambiamenti, diciamo che adesso, attualmente, per fare un esempio, faccio l'esempio solo della mia scuola, diciamo ci sono 100 bambini iscritti e 56 provengono da altri paesi, quindi una presenza, diciamo, maggioritaria, praticamente quest'anno è maggioritaria. Diciamo che la zona dove è la scuola di Roberta è la zona di Santa Barbara, credo, sì, sì. Ed è una delle zone di Mestre che ha un più alto tasso di presenze, soprattutto di bambini, figli di genitori immigrati. Ecco. Quindi sì, è una delle zone a più alto tasso di presenze, e quindi tutto ciò si riflette in particolare nella scuola d'infanzia. Infatti, diciamo che la nostra esperienza è quella che noi abbiamo iniziato subito
com'è la scuola dell'infanzia. Abbiamo iniziato subito a fare delle cose concrete con i genitori. Noi abbiamo delle condivisioni, cioè per esempio noi ogni anno organizziamo delle attività interculturali. Abbiamo fatto tantissime cose, cioè quello che mi viene in mente può essere l'orto interculturale. L'orto interculturale, devo dire, per l'orto. Cosa si pianta? È stato bellissimo perché praticamente ogni sezione, siamo 5 sezioni, abbiamo chiamato dei genitori, e per dire, ad esempio, io faccio l'esempio della mia sezione, è venuta una mamma cinese, abbiamo piantato il bambù e lei ci ha cantato anche una canzone quando abbiamo piantato il bambù. Non so, il papà egiziano ha piantato la menta, il papà del Brasile la pianta del cacao. Ecco, diciamo che queste cose che magari ad alcuni possono sembrare anche banali, invece sono molto importanti, perché i genitori si sentono accolti, si sentono attivi e quindi questo crea immediatamente accoglienza e inclusione. Certo. E quindi noi magari facessero tutti come facciamo noi alla scuola dell'infanzia. Bene, a Roberta e Maria chiedo anche questo, no? Avete parlato di alcune delle vostre reazioni. E le famiglie, in particolare le famiglie, diciamo, radicate qui o che sono nate qui, che tipo di reazioni hanno avuto a questo impatto? Addirittura la maggioranza dei bambini nella scuola d'infanzia, come ci dice Roberta, sì, sono appunto la maggioranza. Che tipo di reazione hanno avuto? E voi come avete potuto parlare con i nostri ragazzini di scuola media? Le famiglie erano molto disponibili, ci tenevano molto alla scuola, moltissimo le famiglie provenienti dall'est europeo. Quindi le famiglie con mamme già molto, appunto, con mamme già scolarizzate di loro, che erano venute per fare le badanti, ma tutte le mamme vedevano e tutte le famiglie vedevano nella scuola quell'opportunità di scalata sociale che i nostri famiglie italiane danno un po' per scontato. Uno dei problemi più presenti con alcune mamme era la difficoltà linguistica. Molte mamme non parlavano l'italiano e allora dovevamo ricorrere ai ragazzini stessi per fare da interpreti. Su alcune materie era molto semplice il rendimento, la presenza, ma su altre, se c'erano temi un po' più difficili da affrontare, non potevamo farlo con i ragazzini. In questo caso sempre il comune ci dava la possibilità di avere degli interpreti, dei mediatori linguistici che ci aiutavano. Però l'aspetto più importante con le famiglie era rispettare le loro idee, che potevano comunque essere diverse dalle nostre. Su questo vorrei raccontare un piccolo episodio che ci fa meglio capire quello che intendo. Era una seconda media, stavamo organizzando 3 giorni in montagna, quindi con pernottamento. C'era una ragazzina di origine proveniente dal Kosovo che subito dice: i miei genitori non mi manderanno mai. Dico: manda la mamma. Avevo parlato molto con la mamma l'anno precedente, una signora che parlava anche l'italiano bene, quindi era facile comprendersi. E la mamma tira fuori dei timori, poi se la bambina ha bisogno di qualcosa, se ha male. Allora rassicuro la mamma che non c'era niente che lei poteva fare che non avrei potuto fare anch'io. E la mamma dice: ne parlo con mio marito. Il giorno dopo la ragazzina arriva con il foglio dell'autorizzazione firmata, volava la bambina in classe e viene, va tutto molto, molto bene. L'anno seguente la ragazzina era cresciuta, la gita scolastica a Torino. E mi dice: quest'anno prof mi sa che sarà difficile. Arriva la mamma e mi dice: l'anno scorso abbiamo ceduto perché sapevamo che era una situazione tranquilla, protetta, quest'anno non possiamo più perché qualcosa è cambiato. Serena è cresciuta, non è più una bambina e non sta bene che dorma fuori casa anche con dei compagni maschi.
E lì ho capito che non potevo insistere, perché era una convinzione così forte, così radicata, che non avevo il diritto di oltrepassare quelle convinzioni. Ora, se si trattava di affermare un diritto della ragazzina, il diritto di venire a scuola, dello studio, della scuola superiore, lottare tanto, ma su certe cose bisogna imparare a dare tempo che queste famiglie maturino anche un'altra visione. Tra l'altro la ragazzina era convinta di questo, non c'è rimasta male, perché sapeva che così si fa, così si usa. Quindi ecco, nell'avvicinarsi alle famiglie fare attenzione, come avrebbe detto mio figlio quando era adolescente: mamma, non t'allargare, quindi non andare oltre certi limiti. Ok, grazie Maria. Roberta, il tuo rapporto con le famiglie, sia quelle di origine immigrata sia quelle italiane, come lo vedi, come l'hai sentito in questi anni? Allora, io mi aggancio a quello che ha detto Maria, che praticamente diciamo che noi insegnanti viviamo questa cosa della maggioranza delle famiglie provenienti da altri paesi, che ci portano un grande rispetto. Sì. Noi ci sentiamo proprio... Quindi siete molto rispettate e considerate. Sì. Perfino i fiori arrivavano qualche volta. Sì, per esempio lei ha citato le mamme dell'Est, a noi succede che ci portano, loro usano il giorno della festa della donna portare i fiori, ce li portano sempre, e quindi questo è veramente molto gratificante. Visto che lo stipendio non è gratificante, almeno c'è il rispetto e la considerazione. Sì, no, infatti c'è il rispetto e la considerazione. Con questo non voglio nascondere le difficoltà, perché effettivamente noi abbiamo dei problemi di comunicazione, anche perché vorrei dire che praticamente succede che da noi vengono inseriti dei bambini magari anche a 4 anni invece che a 3, e anche se sono nati in Italia non parlano ancora l'italiano. Ecco, e quindi questo chiaramente è difficile, quindi noi abbiamo dei problemi di comunicazione, perché ci sono certe famiglie in certe comunità in cui in particolare le donne parlano poco l'italiano, però cioè, diciamo, detto questo, però è molto importante questo fatto che comunque loro, essendo per loro la scuola importante, ascoltano quello che diciamo e sono collaborativi. Sì. Ecco, e quindi questo per noi è la cosa più importante. Ecco, invece le difficoltà in genere di questo impatto, ne avete già parlato, no? Ma non so, lamentele perché se arrivano gli stranieri si ritarda lo sviluppo del programma, oppure non si impara, si perde tempo con loro, questo tipo di stereotipi un pochino, sì, no? Di idee così ci sono? Nella mia classe non mi è successo di trovarle, anche perché la presenza dei ragazzi stranieri era un'opportunità in più per rendere le lezioni a volte più semplici, anche più comprensibili ai ragazzi italiani. Io ricordo che quando avevo in classe alunni che non conoscevano ancora bene la lingua italiana, facevo particolare attenzione alle parole che usavo, soprattutto io insegnavo italiano, storia e geografia, mi rendevo conto di quanto fossero difficili i libri di storia, quanto desse il libro per scontato un linguaggio molto alto, e allora spesso il ragazzino alzava la mano: io non capisco questa parola. Allora dicevo: ragazzi, chi di voi gliela vuole spiegare? Mi accorgevo che tanti ragazzi italiani anche quella parola specifica di un lessico storiografico non la conoscevano, quindi era un'opportunità in più per approfondire determinate cose. Quindi questo no. Devo dire che in una allucinante, passatemi il termine, incontro con tutte le comunità straniere fatte, non so se dal distretto, da chi, a lamentarsi sono stati i genitori degli alunni stranieri,
perché i presenti genitori erano quelli a livello molto alto, no? Che tutti si presentavano, c'ho 3 lauree, c'ho 2 lauree, e allora quelli lamentavano che il programma procedesse lentamente, e non si rendevano conto che forse la presenza non del loro figlio specifico, ma di altri alunni con difficoltà nella lingua potesse farci rallentare. Ma rallentavamo, ma poi si arrivava, non è scritto da nessuna parte che si debbano fare 20 capitoli di storia, ne fai 15, ma li fai bene e se ne avvantaggiano tutti. Quindi per te, Maria, è un'opportunità anche di apertura, ci dicevi, sì, no? Sì, molto, molto. Rispetto alla conoscenza del mondo, dei paesi, eccetera, no? E per te, ecco, hai avuto lamentele perché questo impatto... No, da noi questo problema non esiste, no, perché è una cosa di gioco e quindi non... No, da noi questo problema non c'è, però volevo dire una cosa che prima mi è sfuggita, che negli ultimi anni noi insegnanti siamo consapevoli quanto comunque sia importante per le persone la lingua madre, infatti per le persone, per i bambini, anche se prima ho detto che arrivano che non parlano italiano, bisogna tenere in considerazione tutto, e ad esempio noi negli ultimi 3 anni abbiamo fatto, diciamo che celebriamo la giornata della lingua madre facendo delle iniziative, diciamo? 21 febbraio. E quindi praticamente cioè, diciamo che una volta noi insegnanti pretendevamo che chi arrivava parlasse solo l'italiano e basta. Questo è impossibile, cioè, nel senso che anche noi, se ci trovassimo in un paese straniero e all'interno della nostra famiglia, è chiaro che è giusto parlare la propria lingua madre. E quindi queste iniziative sono state molto, molto carine. Abbiamo fatto l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto le ninna nanne e quindi le abbiamo registrate, ci sono è un filmato in cui ci sono magari delle piccole immagini in cui si sente sottofondo il bambino e la mamma che dicono le ninne nanne. Quest'anno invece abbiamo pensato di fare, su un cartoncino fatto con una piastrella quadrato, hanno indicato una parola della loro lingua madre e anche le parole italiane, ed è divenuto una specie di mosaico. E quindi diciamo che questa cosa, anche per i contatti che abbiamo, per la formazione che facciamo con l'Università di Venezia Ca' Foscari, abbiamo considerato questa cosa, e quindi questo ci rende più tranquille e meno e meno paura della performance sul fatto che ci sono delle difficoltà per parlare l'italiano. Ecco, vi chiedo poi, voi, ho una o due cose da chiedervi ancora, voi come persone, come vi siete sentite in questa esperienza? Come l'avete, oltre che come insegnanti, l'avete sentita vostra? L'avete sentita come un riadattamento alla situazione contemporanea? Vi ha toccato anche personalmente? Ma personalmente mi è piaciuta, nel senso che ha costretto la scuola, e quindi anche me, a interrogarci su che stiamo facendo, a che punto siamo. Una stessa cosa era successa anni prima, nel 1977, quando c'è stata la legge 517, la legge che ha portato i ragazzi con disabilità nelle scuole e altre cose, no? Per cui sono quei momenti in cui qualcosa cambia e tu ti devi dire adesso che faccio, e quindi c'è un grande entusiasmo. Il rischio è poi, quando cala l'entusiasmo e quando poi diventa routine, e quando diventa routine ti riaccampare, vai avanti, vai. Sempre mi ricordo in quegli anni c'erano 2 posizioni tra noi insegnanti. Chi diceva, i ragazzi stranieri sono una grande risorsa per noi, i ragazzi stranieri sono proprio un problema. Ecco, a me non piacevano queste 2 posizioni perché non portavano da nessuna parte. I ragazzi stranieri erano una realtà, e la realtà va affrontata, perché noi siamo professionisti pagati
male dicevi, no? Ma per risolvere Per dei problemi. No? Chi arriva non è né una risorsa né un problema, è un bambino ed è, questo mi piace sottolinearlo, è un portatore di diritto. E, con i miei ragazzi facevo spesso educazione civica, piaceva tantissimo, dicono che non la facciamo, non è vero, non c'è l'ora di educazione civica, ma i discorsi sono continui. L'articolo 3 della Costituzione italiana dice ogni cittadino ha pari dignità, uguale dignità, tutti i cittadini sono uguali, al di là della razza, i padri costituenti oggi non avrebbero più usato la parola razza, ma religione, lingua, sesso, condizioni sociali. Era facile per i bambini capire questo finché erano tutti italiani, nati alla Gazzara o tutto al più ad Asseggiano, tutti religione cattolica più o meno fervida, stessa lingua. Però quando il tuo compagno parla un'altra lingua, viene da molto lontano e sul planisfero avevamo segnato con i fili la strada percorsa, e viene da un paese che non avevi mai sentito nominare e tu gli riconosci che i tuoi stessi diritti, è una cosa grande, è bello, e i bambini lo capivano. Grazie Maria. Anche per te, a te personalmente, che cosa ha colpito come persona e anche come insegnante ovviamente questo tipo di esperienza? Dove ti ha toccato? Cosa ti ha toccato? Allora, a me ha toccato il fatto che io amo molto viaggiare, mi piace conoscere altre culture e conoscere altre realtà. Quindi per me è stato come una festa, cioè nel senso che per me era veramente un viaggio quotidiano che potevo svolgere tutti i giorni, infatti. E quindi questa cosa per me è sempre stata positiva, è una cosa che ho sempre vissuto, ed è per questo che è tantissimi anni, 15 anni credo che mi occupo di intercultura, e veramente questo per me è stato molto importante. Però volevo agganciarmi a quello che diceva Maria, che è vero, io magari delle categorie che diceva lei sono quella che io dico gli stranieri sono una risorsa, sicuramente, però anch'io, cioè diciamo che sento proprio questa cosa che comunque i bambini sono tutti bambini, è quella la cosa importante, e sono delle persone, e io sento che la cosa più importante che noi insegnanti cerchiamo di attuare è proprio quella di metterli tutti sullo stesso piano, rispettando le loro differenze, e questo veramente è importante, ecco. Cioè, quindi sentirli proprio come persone che hanno i diritti, che hanno le loro storie, che hanno il loro vissuto, e quindi come esseri importanti, ecco. Grazie. Maria, io e te abbiamo discusso e ti ho detto che una delle metafore che hai utilizzato mi ha colpito e mi ha fatto fare una serie di ragionamenti, e riguarda il dentro e fuori la scuola in qualche modo. Se vuoi raccontarci. Sì. Allora, detta così, tutto era semplice, in realtà era tutto semplice, ma eravamo in delle situazioni guidate, con una regia, strutturate, dove c'era sempre un qualcosa da fare. Poi mi succede, la mattina arrivavo a scuola, prima che suonasse la campanella, e nel cortile si ricreava la carta geografica, al centro gli italiani, la maggior parte, poi c'era il gruppetto dei ragazzini est europeo, il gruppetto ragazzi che vengono dal Bangladesh, il gruppetto molto minoritario numericamente dei ragazzini del Nord Africa, quindi quella multiculturalità che si verificava in classe, nel cortile la vedevo un po' meno, perché c'era bisogno di un ulteriore passaggio, fare in modo che da multicultura si diventi un'intercultura in cui le culture si parlino, ma al di là della regia adulta. C'ho un minuto solo, avevo una ragazzina, proveniva dall'Albania, in seconda media, di una bellezza assoluta, brava, intelligente, piena di rabbia. Perché dice, io mi trovo qua perché l'hanno voluto i miei genitori, noi non avevamo bisogno di venire in Italia,
i miei genitori avevano un lavoro, ma ne volevano uno migliore. Io nel mio paese ero la più bella, a scuola ero la più brava. Vede questo schifo di vestiti che ho addosso? Erano i più belli della scuola. E qua mi sento nulla. Accanto a lei c'era una bambina più timidina, carina, kosovara, diceva: ma perché dici così? I compagni ci aiutano, le insegnanti sono molto gentili con noi. Brava, finché stiamo a scuola. Succede mai che qualcuno ti viene al pomeriggio a suonare e ti dice andiamo al parco? Io sto sulla finestra e li vedo che vanno al parco, nessuno mi chiama. E quindi... Ecco, quindi si ripone il problema che ci siamo posti in tutti questi dialoghi della società civile, di quello che succede nella società civile, della convivenza, dell'integrazione, per cui anche queste trasmissioni, questi dialoghi sono finalizzati a questo. E tu il rapporto, Roberta, il rapporto tra dentro la scuola e fuori la scuola, l'hai notato, l'hai toccato in qualche modo, l'hai sentito, la differenza tra diciamo una situazione gruppale, collettiva, paritaria che tu e le tue colleghe ovviamente create dentro la scuola, e poi appena si esce dalla porta si ricrea, come dire, una qualche separazione, oppure queste occasioni, immagino soprattutto per i genitori, di vicinanza dentro la scuola, creano anche delle relazioni che servono dopo, tra genitori o anche tra bambini è un po' più difficile. Cioè diciamo che gli anni non passano in vano, quindi negli ultimi anni può succedere che ci sono degli italiani che interagiscono con... Ecco, le cose che mi vengono più in mente possono essere con gli albanesi, con quelli magari del Kosovo, con i turco-macedoni. Succede che ci sono degli italiani che interagiscono, però io noto, diciamo. fuori, però noto che questa interazione avviene soprattutto tra le persone che ho citato, anche le nazionalità che ho detto, che conducono una vita molto simile alla nostra. Questo l'ho notato, queste interazioni avvengono più se c'è comunanza, se c'è comunanza di abitudini. Ecco, però come Maria, quando esco da scuola, siccome io sono parallela a una scuola dell'infanzia, devo dire che quando esco vedo molto spesso i gruppi, cioè ci sono le mamme del Kosovo da una parte, quelle del Bangladesh sono sempre da una parte, quindi questa cosa c'è ancora, però secondo me col fatto che gli anni sono passati ci sono più connessioni e più interazioni. Ecco. Diciamo che c'è ancora un lavoro da fare. Sì, c'è ancora un lavoro da fare. Sulla relazione, sulla... Non dare nulla per scontato. Non dare nulla per scontato. Adesso stiamo... Ci pensiamo con la festa dei popoli. Ecco, e con altre iniziative esterne. Allora, adesso, nel concludere un po' la nostra conversazione, se avete qualcosina da aggiungere, qualche pensiero che ti è rimasto fuori dalla discussione? Sì, no, penso che la maggior parte delle cose che avevo in mente le abbiamo un po' esplorate. E ieri o l'altro ieri, nella trasmissione che c'è su Rai 3, Quante storie, c'era Caracciolo, io ho visto solo la fine, che presentava un libro sull'accoglienza, purtroppo appunto e ha detto una frase che noi siamo poco curiosi di chi arriva, mentre chi arriva per forza di cose deve essere curioso di noi, quindi c'è ancora una unidirezionalità che fatica a dare spazio a relazioni bidirezionali, però noi ci crediamo. No? Certo. Tu Roberta, se hai qualcos'altro da aggiungere rispetto a quello che ci siamo detti, qualche pensiero ancora? Una cosa che questa mattina dicevo con Francesca, che tu conosci, praticamente una cosa che abbiamo notato è che comunque negli ultimi anni vediamo anche più coppie miste. E non solo di italiani con un'altra nazione, anche altre nazioni che però vengono qua da noi. Per esempio da noi succede che possono esserci donne dell'est che sposano nordafricani, e quindi
Interculturalità in famiglia, insomma. Sì, sì, cioè vediamo le famiglie più miste, ecco, e quindi questo è di buon auspicio. Sì. Ecco. Allora io ringrazio le nostre ospiti, spero che abbiamo dato un'idea dell'esperienza nella scuola attraverso le loro testimonianze e ci rivediamo e ci risentiamo la settimana prossima dove una dirigente scolastica di una delle scuole che ha un tasso elevatissimo di bambini stranieri ci racconterà della sua esperienza. Grazie. Grazie a tutti. Salve.